Presidente Federica, oggi importante visita alla base di Aviano e incontro con il console Nidam. Sì, devo dire che è la testimonianza che una grande collaborazione tra Stati Uniti e Italia proprio si esplica ad Aviano, dove sia le forze armate americane che quelle italiane collaborano come presidio di democrazia per l'Occidente e devo dire con un apporto fondamentale a tutta l'Alleanza Atlantica. Io non posso che fare i complimenti anche per le operazioni e anche l'innovazione presente in questo sito e per il fatto che sia di supporto a missioni molto importanti che garantiscono proprio quel presidi di democrazia che devono esistere nel mondo e che dobbiamo difendere. Dall'altra anche la presenza del console generale americano nella giornata di oggi non mi può che far piacere per anche gli ottimi rapporti che esistono tra la nostra regione e gli Stati Uniti e anche ovviamente con la rappresentanza diplomatica statunitense in Italia. È una collaborazione che è già iniziata da diversi anni, che si esplica in opportunità reciproche, penso anche per tutto il nostro mondo delle imprese. Non a caso sono tornato da poco da Boston e a ottobre tornerò a Washington per un incontro del Transatlantic Investing Committee, che è un'altra occasione importante di collaborazione tra realtà produttive italiane e statunitensi, e in questo caso Friuli Venezia Giulia e Stati Uniti. Il 31esimo Fighter Wing il prossimo anno festeggerà il 30esimo della presenza qui ad Aviano, quindi una lunga storia ormai di rapporti tra la comunità americana di Aviano e il Friuli Venezia Giulia. Sì, è proprio una comunità che penso sia integrata. Ovviamente un numero così importante di persone, stiamo parlando di 5.000 persone direttamente impiegate soltanto per gli Stati Uniti, più tutte le famiglie e tutte le persone a seguito, sono un impatto molto importante sul territorio, ma che si è integrato perfettamente con la comunità stessa. Quindi anche questo penso che sia un esempio virtuoso che oggi fa parte della nostra stessa comunità.